Buongiorno, ben ritrovati in diretta anche oggi, lunedì, per raccontarvi le notizie del nostro territorio, del nostro nord-est. In primo piano oggi 11 novembre, un anno della morte di Giulia Cecchettin, la studentessa di Vigonovo trovata morta, assassinata dall'ex fidanzato Filippo Turetta, che ora è a processo dopo essere stato arrestato in Germania, è a processo per omicidio pluriaggravato. Giulia Cecchettin, lo ricordiamo, barbaramente uccisa, aggredita 2 volte ed uccisa dall'ex fidanzato. Ovviamente ne parleremo e ci collegheremo con i nostri inviati da Vigonovo, da Padova, dove Giulia studiava, dove stava per laurearsi all'università, e poi andremo a Vigonovo per vedere tante iniziative per non dimenticare quello che è accaduto, per non dimenticare Giulia Cecchettin. Prima di questo però ci colleghiamo a Treviso, al Parco Appiani, dove è iniziato lo sgombero dei richiedenti asilo che si trovavano lì, dormivano nel parcheggio Appiani, e ce ne parla il nostro Lucio Zanato che si trova in zona. Lucio, buongiorno, ci racconti che cosa è successo? Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Sì, come vedete alle mie spalle quello che è stato, come dire, portato fuori dal parcheggio interrato dell'Appiani. Diciamo che siamo nella parte nord del complesso Appiani, dove c'è un parcheggio, diciamo, a raso, c'è un parcheggio esterno, e poi ci sono 2 interrati. Su questi 2 interrati, l'avevamo raccontato più volte nel corso degli anni, anche quest'estate, dormono, vivono di fatto chi da 6 mesi, chi addirittura da anni, diversi richiedenti asilo. Sono quasi tutti pakistani, sono oltre una trentina, e queste persone oggi sono state fatte sgomberare dal comune di Treviso, perché qui poi è stato sigillato tutto, perché ci sono dei lavori improrogabili da fare. Questa almeno la motivazione dei cartelli che sono stati lasciati all'interno della struttura. Tra l'altro ci sono ancora delle macchine parcheggiate sotto, e quindi diciamo che la chiusura non sarà totale almeno per un paio di giorni, però lo faremo vedere anche questa sera, in feriate saldate e quindi impossibilità di entrare per chiunque. Però queste 30 persone, oltre 30 stranieri, ovviamente sono su una strada, e quindi si dovrà cercare una soluzione che in questo momento è la palla in mano alla prefettura, tanto è vero che non ho nessuno degli immigrati qui. Perché sono già in corteo partiti dalla Piani per arrivare in Piazza dei Signori e protestare sotto gli uffici appunto della prefettura. Una situazione comunque difficile, una situazione a cui la Chiesa ha cercato di dare una risposta, perché qui questa mattina c'era Don Kirchner della parrocchia di Santa Maria del Sile. Voi sapete che quella parrocchia è tra le più accoglienti per quanto riguarda il tema dell'immigrazione, e diciamo che la prospettiva per queste 30 persone sono almeno 15 all'interno della parrocchia di Santa Maria del Sile, e gli altri 15 o sotto alle stelle, con evidenti problemi di ordine pubblico, o inserimento da parte della prefettura in strutture di accoglienza seppur temporanee. Insomma, una situazione ancora tutta in evoluzione. Va detto che queste 30 persone sono persone che hanno anche diritto dell'asilo, che sono tutti pakistani, quindi di conseguenza un paese in guerra, di conseguenza un paese non sicuro, solo che qui appunto non hanno il permesso di soggiorno, lo stavano attendendo di fatto alle spalle della questura che ha qui la sede. Qualche persona lavora, molte invece sopravvivono proprio perché non hanno gli strumenti per potersi inserire nel mondo del lavoro. Resta comunque il problema, ovvero per 15 persone questa sera dove potranno andare a dormire, dove potranno trovare un giaciglio, e soprattutto tutte queste persone, finché non saranno reinserite in qualche maniera, non diventeranno, diciamo così, facile preda della microcriminalità. Queste sono le domande che noi ci poniamo da qui, dopo aver visto questa
questa mattina lo sgombero, dobbiamo dire uno sgombero ordinato, quindi nessuna azione di forza, solo l'attenzione appunto da parte della Chiesa all'assistenza di queste persone. Abbiamo visto la presenza del Comune di Treviso, è arrivato il vice sindaco Manera, contiamo di poter sentire anche la voce del sindaco per la gestione di questi migranti. Va detto che comunque tutto questo, la situazione, diciamo così, il problema di questi migranti è in mano alla prefettura. Per chi verrà a parcheggiare nei prossimi giorni qui alla Piani, sappiate che l'unico parcheggio disponibile è quello superficiale, quello a superficie, quello dove sono io adesso, gli altri saranno chiusi e sono almeno dei cartelli chiusi a tempo indeterminato. E a questo punto, visto che noi questa mattina eravamo qua molto presto, lancerei l'intervista che abbiamo realizzato, poi linea allo studio, pronti a riprenderla dalla prefettura. A te Daniela, anzi a te per l'intervista. Dove andrete adesso? Adesso vediamo, non c'è più visto altro, ma così anche adesso la strada, sì, ma non va bene. Come che voglio lui aiutare di assistente sociale, comune sociale, o porpotura, o carabinieri di qua di Treviso, tutti. Ma questa notte dove dormirete? Questa notte adesso vediamo, manca adesso alle 10, manca dopo vediamo, dove vai? Dormirete in strada insomma? Magari, sì. Tutti lasciare famiglia, tutti lasciare cercando bella villata italiana, uno buono paese. Dai uno casa, uno campa, dormire bene, mangiare bene. Ma voi riuscite a lavorare oppure non? Non c'è lavoro capo Treviso, no, tre difficile trovare. Perché? Tre difficile, non c'è Perché lavoro, c'è la uova, dai 30 euro un giorno, 30 euro poco, prende sigarette, prende mangiare, finito. Difficile. Io dormire 20 mesi a parcheggio, ma io piace Treviso dormire a parcheggio. Uno buono città. Problema lavoro, problema casa. Parlamento problema. Giorgio Malino, grande problema. 20 persone dai aiuto Giorgio Malino. Non dai aiuto, dopo problema viene italiano. Dai aiuto non c'è problema. Tutte. Questa notte dove dormirai? Non c'è capito, capo. Mondo grande, non c'è problema. Dunque avete sentito, stanno sfilando per andare davanti alla prefettura e poter gridare la loro rabbia, sono senza un tetto, chiedono di avere una sistemazione, dunque poi ci ricollegheremo con la nostra Nicoletta Rizzetto e Lucio Zanato per capire che cosa accadrà e quale soluzione verrà trovata per questi richiedenti asilo che da tempo bivaccavano, dormivano nel garage del Park a Piani. Ed ora invece, l'abbiamo detto in apertura, è un anno della morte di Giulia Cecchettin, un anno di dolore per l'Italia intera, per davvero una morte crudele, non ci sono davvero parole. Sappiamo che e sapete che Filippo Turetta è ora sotto processo, il 3 dicembre dovrebbe esserci la sentenza. Ma vediamo tante le iniziative per ricordare Giulia e andiamo subito dalla nostra Ilaria Marchiori che la vedo nello schermo. Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno a te Daniela, buongiorno ai nostri telespettatori. Solamente un anno fa ci ritrovavamo qui a Vigonovo, avevamo appena intervistato lo zio di Giulia, Andrea, che lanciava un appello anche attraverso i nostri microfoni a questi due ragazzi di ritornare a casa. Dopo una settimana sappiamo qual è stato l'epilogo, un epilogo tragico, un epilogo drammatico che si è concluso con la morte di Giulia e qualche giorno dopo con l'arresto di Filippo Turetta. A distanza di un anno, come hai detto, tante le iniziative per ricordarla, una proprio qui realizzata dal Comune di Vigonovo, insieme a noi il sindaco Luca Martello. Guardate, qui proprio all'ingresso c'è ancora il pianoforte del pianista fuori posto Paolo Zanarella, che ha suonato fino a poco fa, ora ha smesso. Tutte le scarpe
staffette rosse, vedete, sia appese che per terra, proprio innanzitutto contro la violenza sulle donne, e poi ovviamente tanti brani musicali per ricordare Giulia. Sindaco, perché avete scelto di ricordarla così, con la musica? Buongiorno, sì, abbiamo scelto di ricordare Giulia oggi con la musica perché la musica era una delle sue passioni e perché la musica ci ha consentito di trascorrere qualche istante riflettendo su tutto quello che abbiamo vissuto in questi mesi e in questo anno. Ecco, Giulia, infatti lo ricordiamo, amava davvero tanto la musica ed è stato anche il fil rouge che portò a suo tempo la fiaccolata. Ricordiamo la colonna sonora del Favoloso mondo di Amélie, che lei amava moltissimo. La musica proprio la accompagnava anche nei suoi momenti, ci avevano raccontato poi anche i familiari di gioia e di tristezza. Questa mattina qui è passato anche il papà di Giulia, Gino Cecchettin. Non ha parlato con i giornalisti, non ci ha rilasciato interviste, però voi vi siete potuti parlare. Cosa le ha detto? Gino chiaramente ci ha ringraziati per questo momento, come sempre con garbo e delicatezza. Gino è passato a trovarci, a condividere con noi questo momento di riflessione e in qualche modo così ha apprezzato e riconosce come la comunità di Vigonovo in tutta questa vicenda e questa esperienza gli sia stata vicina, e per questo appunto nella figura mia in qualche modo ha voluto così portare i ringraziamenti suoi e della sua famiglia. Ecco, e proprio oggi, pensa Daniela, arriva un'altra notizia che il sindaco ci può dare qui, potremmo dire in esclusiva, perché è stato deciso che ci sarà un'area dedicata proprio a Giulia, ma non solo a Giulia Cecchettin, a Giulia dottoressa. Esattamente, sì, confermo. Abbiamo condiviso questa idea proprio anche con Gino e con la sua famiglia. E la nostra appunto intenzione, la nostra proposta è stata quella di definire un'area, ma definirla non solo a Giulia, ma a Giulia dottoressa in ingegneria biomedica, perché riteniamo che sia un suo merito, sia frutto del suo sacrificio come studentessa, che le è stato riconosciuto e che anche noi con questo gesto vogliamo ricordare e ribadire. Ecco, perché Giulia si stava laureando, ormai avrebbe discusso la tesi, poi la laurea è arrivata, e infatti proprio questa mattina anche dall'università, dalla sua facoltà, attraverso anche la fondazione per Giulia, verrà ricordata e ci sarà una cerimonia, una commemorazione proprio per ricordare Giulia, dove è presente anche il papà Gino. Ringrazio il sindaco di Vigonovo, Luca Martello. Qui dal municipio restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Ilaria Mercola, grazie anche al sindaco. Come avete sentito, fra poco ci collegheremo anche con Padova, con l'università, dove c'è una cerimonia in corso per ricordare Giulia Cecchettin, per ricordare purtroppo, per non dimenticare quello che è accaduto l'11 novembre, quando Filippo Turetta ha messo in atto il suo piano, l'ha aggredita, l'ha uccisa barbaramente e poi ha occultato il suo cadavere, dove è stato ritrovato qualche giorno dopo al lago di Barcis. Per non dimenticare non solo Giulia Cecchettin, ma tutte le donne che sono state uccise, per non dimenticare i femminicidi. E c'è anche una nota della CISL, continuiamo la nostra lotta silenziosa ma costante contro i femminicidi, anche grazie ai nostri uffici di stalking e mobbing, e non smetteremo mai di promuovere la cultura della vita e del rispetto verso le donne e la parità di genere. Lo afferma in una nota il segretario regionale della UIL del Veneto in occasione del primo anniversario della morte di Giulia Cecchettin. Ora non so se abbiamo altri collegamenti. Ecco, torneremo ovviamente a parlare di questa tragedia che purtroppo ha sconvolto l'Italia intera, come sconvolge quando purtroppo accadono femminicidi come questi. E continuiamo a parlare di cronaca e ci spostiamo però nel Bassanese, dove c'è il dolore di una comunità intera per la scomparsa di Katie Lanzarini. Ce ne parla la nostra Vanessa Banzato. Vanessa, buongiorno.
Buongiorno a te Daniela, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, davvero, come hai detto tu poco fa, un'intera comunità che si stringe nel dolore della famiglia Lanzarini per la perdita di Cati Lanzarini, 34 anni, che è stata trovata senza vita nel giardino della sua abitazione proprio qui in via San Rocco dal marito. Noi ci troviamo davanti al salumificio, lo storico salumificio di famiglia, salumificio Lanzarini, che oggi ha esposto i cartelli di chiusura dello stabilimento per lutto. Proprio qui all'interno Cati Lanzarini lavorava assieme al fratello e aveva preso, il fratello soprattutto aveva preso le redini dal papà Franco, e i due, fratello e sorella, appunto portavano avanti questa attività che da piccolo laboratorio aperto ancora nel 1961 si era trasformato in uno stabilimento con prodotti conosciuti a livello internazionale. Chiuso oggi lo stabilimento, si diceva tantissimo il dolore dell'intera comunità, Vanessa, e anche le bandiere. Scusaci Vanessa, ti interrompiamo Daniela. Proprio solo 5 minuti, Vanessa, perdonaci, perché sta parlando il papà di Giulia Cecchettin. Ti riprendiamo proprio 2 minuti, Vanessa, sentiamo le parole. Che amavate Giulia, amavate quello che rappresentava. Lo estendiamo a tutte le vittime del femminicidio questo momento di raccoglimento. Ricordiamoci che la vita è sacra, è l'unico dono che ci è fatto dal momento in cui siamo in questo mondo, e non abbiamo il diritto di decidere per la vita altrui, quindi fermiamoci prima. Ricordiamoci che il modo giusto per vivere la vita è dando sfogo alle nostre emozioni positive, non a quelle negative, quindi vi invito a vivere sempre nell'empatia e nell'amore, e Giulia su questo mi ha insegnato tantissimo. Ancora un grazie, io sono molto commosso per vedervi così numerosi, e spero che da qui possa partire un messaggio di benevolenza, affinché non si possa vivere momenti come quelli che abbiamo vissuto l'anno scorso. Un grazie di cuore. Buongiorno a tutti, io sono Alessandra Simonelli e oggi intervengo perché sono la referente per l'Ateneo di Padova per il progetto Unire, Università Responsabile. Avrete sicuramente visto nelle nostre sedi la campagna con cui siamo partiti ancora qualche mese fa, Io vedo, io sento, io parlo, nel senso che uno degli aspetti importanti di questo progetto è proprio il fatto di non tacere quando c'è una violenza, di non tacere quando c'è un'ingiustizia che riguarda le ragazze, le donne, ma anche tutte le persone che possono subire, osservare o essere esposti a comportamenti di violenza, perché a prescindere dal genere, a prescindere dalla condizione di ognuno di noi, la violenza è qualcosa che dobbiamo allontanare dalle nostre vite. All'interno del progetto Unire ci sono molte azioni. Arrivo da una riunione che ci porterà ad attivare assegni di ricerca perché siamo un ateneo importante, dobbiamo capire di più su quello che sta succedendo, quindi attivare la ricerca, la conoscenza. Abbiamo fatto una formazione importante interna al nostro ateneo, a tutte le persone, alla maggior parte delle persone che hanno una responsabilità nei confronti di altre persone, i direttori, le direttrici di dipartimento, la governance stessa, la rettrice stessa, i dirigenti del personale tecnico e amministrativo, perché riteniamo che siamo i primi a dover cambiare certi atteggiamenti, certe parole, certe forme con le quali ci rivolgiamo agli altri. E dal 1° luglio abbiamo aperto anche uno sportello di ascolto che è proprio qui vicino, è alla fine di via Portello, e al quale si stanno rivolgendo soprattutto ragazze e donne che stanno portando le loro difficoltà, le loro esperienze all'interno di relazioni che non fanno stare bene e che possono diventare pericolose. In alcuni casi non lo sono ancora, sono sicuramente però relazioni che non aiutano il benessere delle persone. Ecco,
Questo è il progetto dell'Università di Padova, l'Ateneo ci crede molto, la rettrice ha voluto molto questo progetto, ci abbiamo lavorato tantissimo i primi mesi di quest'anno affinché fosse rapido, efficace, affinché fosse qualcosa di aperto a tutta la nostra popolazione accademica, agli studenti, alle studentesse, al personale, ai docenti, e affinché fosse, come dire, uno sguardo su quello che sta accadendo, ma fosse anche una possibilità di intervenire il prima possibile e meglio possibile, perché il tempo all'interno delle relazioni, all'interno dei nostri processi è fondamentale. Prima ci siamo, prima arriviamo, prima cerchiamo di capire, prima possiamo intervenire, per esempio impedendo che accadano situazioni estreme come quella che stiamo ricordando oggi, cioè la morte di Giulia Cecchettin. Quindi io sono qui solo per dirvi che chi di voi è interessato a capire meglio come sta funzionando questo progetto, coinvolgeremo anche gli studenti, coinvolgeremo i docenti, può scriverci, c'è una mail dedicata, c'è un numero di telefono dedicato, lo trovate nei cartelloni affissi nelle nostre strutture. Chi di voi fosse in contatto, a conoscenza, stesse vivendo una situazione di difficoltà relazionale a tutti i livelli della sua vita, che riguarda il genere, che riguarda la violenza, che riguarda le discriminazioni, sa che all'interno del nostro Ateneo c'è un punto di ascolto dove si può essere ascoltati e dove si possono trovare eventualmente insieme delle strade per risolvere. Sono anche qua per dire che questi sono giorni importanti, io sono emozionata perché, e sono anche così diciamo turbata del fatto che siamo qui a ricordare una giovane vita che non c'è più. Però sono qui a dirvi che non dobbiamo dimenticare. Non dimenticare significa tutti i giorni porre l'attenzione sulle parole che usiamo nei confronti degli altri, sulle azioni che abbiamo nei confronti degli altri, sulla equità con cui ci rivolgiamo gli uni agli altri. Cioè mi piacciono queste giornate di ricordo, ma mi piacerebbe tanto che tutti i giorni delle nostre vite fossero un pochino di ricordo, perché la mia paura è che apriamo tanto e poi a un certo punto la vita prevale, gli impegni prevalgono e un po' ci dimentichiamo. Quindi l'Ateneo di Padova non si dimentica, il progetto Unire è attivo, ci siamo, e chi di voi avesse bisogno si può rivolgere, chi di voi volesse avere informazioni le può avere, ci potete scrivere, potete telefonare, ci sono dei colleghi dedicati e adesso forse è il momento di pensare, però poi cominciamo anche ad agire. Grazie. Buongiorno, io sono Chiara Dallaman, sono la referente per le pari opportunità del Dipartimento. Scusate, leggo perché sennò l'emozione mi tradirebbe. Ringrazio tutte e tutti per essere qui oggi a ricordare Giulia Cecchettin, nostra studentessa e vittima di femminicidio. Un anno fa abbiamo seguito con angoscia la sua scomparsa a pochi giorni dalla laurea, e poi ha preso con grandissimo dolore la notizia di quello che era successo. Quel dolore però ha mosso qualcosa nelle coscienze e ci siamo ritrovate e ritrovati qui per gridare al mondo che noi ripudiavamo questa violenza e che avremmo lottato per far sì che Giulia fosse l'ultima. E abbiamo lottato, sì, abbiamo fatto rumore, abbiamo sentito, ci sono stati progetti, anche il Dipartimento si è attivato in tanti modi, però purtroppo Giulia non è stata l'ultima e in questo anno molte altre donne sono state vittime della stessa furia e della cultura del possesso. Questo però secondo me non ci deve scoraggiare e tantomeno fermare, perché la battaglia per contrastare la violenza sulle donne è una battaglia di civiltà per prima cosa e deve continuare nel quotidiano. Ricordiamoci che il femminicidio è l'atto più estremo di violenza contro le donne in quanto tali, ma che le forme di violenza di genere sono tante, dal linguaggio alla battuta sessista, il catcalling, la violenza psicologica, lo stalking, uno schiaffo, la molestia, lo stupro. E per questo serve un cambiamento culturale radicale, secondo me, e certi comportamenti e certi atteggiamenti non devono essere più tollerati. E ognuno di noi può contribuire a questo cambiamento, dando ovviamente il buon esempio, ma anche denunciando e censurando e stigmatizzando piccoli e grandi episodi di violenza se assiste a questi.
Ecco, io volevo dire solamente questo, grazie a tutte e a tutti e speriamo insomma nelle future generazioni perché questo non debba più succedere. Grazie. Buongiorno, io sono Silvia Todros, sono stata relatrice di tesi di laurea di Giulia Cecchettin. Oggi ci ritroviamo qui a ricordare Giulia che è stata vittima di femminicidio ed è scomparsa da un anno. Io per un attimo mi rivolgo in particolare a voi studentesse perché spesso in queste aule o passando tra questi edifici mi capita di rivedere in molte di voi qualcosa che mi ricorda Giulia, per la somiglianza o per lo sguardo o il modo di fare. Questo può essere molto triste e doloroso, come sa chi ha perso una persona cara, perché mi fa pensare al fatto che Giulia non c'è più, ogni volta che rivedo qualcosa di lei in voi. Però mi dà anche speranza, perché nel rivedere Giulia in voi penso e spero che in futuro voi potrete portare avanti i suoi sogni e i suoi progetti, certo nei vostri sogni e nei vostri progetti, ma così potrete mantenere viva la memoria di Giulia e di quello che le è accaduto. Continuiamo quindi a ricordarla tutte e tutti, continuiamo a manifestare la nostra vicinanza e il nostro sostegno al papà Gino, alla sorella Elena e al fratello Davide, che in nome di Giulia stanno promuovendo un cambiamento che possa porre fine alle violenze di genere. Quindi impegniamoci tutte e tutti a fare la nostra parte, in memoria di Giulia, per sostenere la parità di genere e il rispetto reciproco, in queste aule e in tutti gli ambienti della nostra università. Grazie a tutte e tutti perché già essendo qui oggi penso che abbiate manifestato la vostra vicinanza alla famiglia e anche il vostro desiderio di cambiare qualcosa. Sono Michela Nidola, studentessa del corso di bioingegneria. Il drammatico femminicidio di Giulia Cecchettin, di cui oggi ricordiamo il primo anniversario, ancora oggi ci riguarda tutti e tutte. Esso ha fatto emergere in ognuno di noi uno smarrimento doloroso per l'ingiustizia e l'incapacità di stare di fronte alle domande sul perché sia successo e perché continuano ad accadere fatti così. Non possiamo dimenticare Giulia, perché ha segnato un punto di provocazione per quanto riguarda una più vera consapevolezza nel riconoscere l'altro nel rispetto della sua diversità e di scegliere liberamente. Ognuno di noi, ogni persona, per il semplice fatto che c'è, è un valore portatore di bene da stimare. Giulia ci ricorda che se non riconosciamo questo valore, se non vogliamo il bene dell'altro gratuitamente, la violenza può scatenarsi ancora. E la violenza porta con sé ferite mortali e ferite dell'umano, sempre dolorose. Occorre, a partire da chi c'è vicino, rendersi conto del valore grande che ognuno è. Questo è possibile sorprendendo e soffermandosi sul positivo e sul bello che si trova in ogni persona, perché quanto più uno ne prende consapevolezza, tanto più è possibile trattarsi con uno sguardo di bene e non ridursi alle proprie performance. Le logiche individualistiche generano solitudine dolorosa. Ciò di cui c'è bisogno sono rapporti professori-studenti o compagnie di universitarie, in cui ci si aiuti a riconoscere chi siamo fino in fondo, in cui si abbia il coraggio di affrontare le domande suscitate dai fatti tragici come quello di Giulia e di guardare alla libertà dell'altro operando per il suo bene. Giulia ci ricorda che è possibile vivere la propria vita quotidiana, il proprio impegno di studio con sacrificio e libertà, se accettiamo di costruire una convivenza di stima reciproca, senza odio e senza rabbia, come ha detto Gino, il papà di Giulia. Allora la sua morte non è stata vana. Giulia vive ancora, vive attraverso gesti come quello di oggi. Grazie.
Ciao a tutte e a tutti, sono Giada, anche io studio ingegneria, come molti di voi qua, biomedica fino all'anno scorso. Vorrevo iniziare dicendo che le parole che seguono non sono solo mie, ma sono frutto di un'elaborazione che viene da tantissimi studenti e studentesse di questa scuola dell'Ateneo. Un anno fa ci siamo trovati in questo esatto cortile, con pochissime ore di anticipo, e si sono presentate migliaia di persone. Per Giulia, per molti un'amica, studentessa, compagna di corso. Il presidio, mi ricordo, è stato pieno di emozioni, tristezza, dolore, rabbia. E se in un primo momento ci poteva sembrare qualcosa di straordinario, assurdo, appena abbiamo iniziato a parlare è stato reso evidente che il motivo per cui eravamo tutti così scossi era perché ci siamo accorti che non era purtroppo un evento raro e isolato. Un anno fa ci siamo trovati qua collettivamente per condividere le emozioni che stavamo provando, per stringerci anche attorno alla famiglia Cecchettin e, nel rispetto dell'accaduto, di pretendere che venissero usati i giusti termini, anche se spesso censurati. Giulia è una delle troppe vittime di un sistema patriarcale, ma il suo nome non deve essere dimenticato. Non è solo il ricordo che ci rende giustizia, ma la consapevolezza che quella violenza è il risultato di un sistema patriarcale che depreda le nostre vite come se fossero senza valore. Ogni volta che una di noi viene uccisa, aggredita, oppressa, è l'intero sistema patriarcale che alza la voce e dice: questo è il nostro potere. E noi oggi siamo qui anche per dire che non lo accettiamo più. Sono 104 le vittime di quest'anno, 120 l'anno scorso. Tutte persone, donne, che vivevano di un mondo che ci vuole docili, che ci insegna a non alzare la voce, che ci rende invisibili e mute. Non vogliamo più contare vittime. Ogni nome che aggiungiamo alla lista è un fallimento del sistema, della società, delle leggi che non proteggono, dell'indifferenza che alimenta la cultura della violenza. Ogni volta che una donna, una ragazza, una persona perde la vita, siamo tutte e tutti colpiti. Per questo io vorrei veramente concludere ringraziando la famiglia Cecchettin, Gino, Elena, Davide. È grazie alla loro incredibile forza e coraggio se oggi siamo ancora tutti qui, perché hanno deciso di non chiudersi nel loro privato e, con tutta la difficoltà che questo ha portato, si sono messi a disposizione di un problema sistemico e hanno deciso di parlare pubblicamente della loro figlia e sorella per fare in modo che non accadesse ad altre persone. Questa è una forma di servizio incredibile che non ringrazieremo mai abbastanza. Grazie. Quindi oggi, a un anno di distanza da quel tragico fatto, siamo qui tutti insieme. Grazie di essere così numerosi. E quello che vogliamo testimoniare è che abbiamo fatto sicuramente tanti gesti simbolici. La panchina rossa, la laurea a Giulia, le borse di studio, l'aula studio che inaugureremo a metà dicembre. Quindi molti aspetti importanti nella nostra società di oggi, perché sono segnali che ci aiutano a ricordare quello che è successo, perché vogliamo che questo non succeda più. Però non bastano i gesti simbolici, dobbiamo dare segnali concreti e tangibili, e per fare questo tutti noi dobbiamo impegnarci, dalle istituzioni all'università, ma noi come intesi come persone vicino ad altre persone che non possono più tacere quando vedono delle situazioni di criticità, ma devono avere la forza e il coraggio di dire c'è qualcosa che non va. Dobbiamo avere la forza e il coraggio di indicare a degli amici o delle amiche che vediamo abbiano degli atteggiamenti non consoni, di andargli incontro, di aiutarli a capire dove sbagliano, perché è dai piccoli gesti che poi nascono i grandi problemi. Quindi io su questo la raccomandazione che faccio è
dobbiamo continuare questa lotta e magari tra un anno ci ritroviamo qui e facciamo la conta di quello che abbiamo fatto. È vero, anche negli ultimi giorni sono morte tantissime altre donne e anche delle bambine, vorrei dire, ragazzine di decine d'anni, cioè incredibile questo che sta succedendo nella nostra società e dobbiamo tutti darci da fare. E quindi per questo che noi siamo qui e siamo qui molto numerosi. E per questo quello che io adesso vi chiedo, per rispettare la sensibilità di tutti, perché abbiamo diversi modi, ognuno di noi, di manifestare il dolore. E allora io ho avuto l'occasione di parlare con diverse studentesse, diversi studenti, alcuni dei quali dicono io vorrei avere un minuto di silenzio, altri che mi dicono no, noi vogliamo fare rumore perché dobbiamo farci sentire. E allora io credo che la cosa giusta sia rispettare la sensibilità di tutti. E quindi quello che vi chiedo adesso è di fare questi due momenti. Un primo momento di silenzio, un minuto, pensiamo a noi, a quello che possiamo e dobbiamo fare, e poi faremo anche il minuto di rumore, così facciamo vedere e sentire che ci dobbiamo far sentire, che dobbiamo fare delle azioni. Allora, se siete d'accordo, io comincerei col minuto di silenzio. Grazie. E adesso lascio a Giada il lancio del minuto di rumore. Grazie. Un anno fa, esattamente un anno fa, abbiamo detto di bruciare tutto, di fare rumore. Per questo prendete chiavi, borracce, voce, tutta la vostra rabbia e facciamoci sentire. Grazie a tutti, lasciatemi ringraziare anche Papà Gino che ha voluto condividere con noi questo momento. Grazie a tutti voi se da oggi darete tutti il vostro contributo. Grazie, ci ritroviamo qui tra un anno ma avendo fatto un percorso insieme e che dia dei risultati tangibili. Grazie a tutti e buona giornata. Dunque avete sentito le parole del papà di Giulia, le parole degli studenti, della docente che aveva seguito la tesi con Giulia, tesi che avrebbe dovuto discutere da lì a pochi giorni prima del massacro di Filippo Turetta. Tante le iniziative che sono partite dall'università, gli sportelli per poter parlare, perché queste cose non accadano più, e poi il minuto di silenzio e quello che ormai siamo stati abituati a sentire il rumore, perché nessuno venga lasciato indietro e perché insomma la voce delle donne si faccia sempre sentire, perché queste cose
non accadano davvero mai più. Questo per ricordare Giulia Cecchettin e tutte le donne che sono state uccise per mano di quello che loro consideravano un amico, un compagno, un ex fidanzato o un fidanzato. Queste insomma le parole, questa è la cerimonia che poi noi seguiremo anche nel corso dei nostri telegiornali a partire dalle 18:30 nel telegiornale del Veneto. Il giorno di dolore anche a Saonara, dove è sepolta Giulia Cecchettin in una tomba vicina a quella della sua mamma. In cimitero molti i gesti di affetto. Sentiamo la nostra Chiara Gaiani con Christian Roque all'Ende. È un pellegrinaggio continuo quello alla tomba di Giulio Cecchettin qui nel cimitero di Saonara. Tutti i giorni, ogni giorno, tantissime persone si fermano nella sua tomba, moltissime quelle che sono venute anche oggi a testimoniare un dolore enorme che è diventato il dolore di tutti, quello per la perdita di questa ragazza solare, sorridente, di cui tutti hanno una piccola storia da raccontare. Chi è arrivato da lontano, chi arriva tutti i giorni da molto vicino. E allora queste storie adesso le sentiamo insieme. Giulia è un anno che ci manca. Quando vengo al cimitero per i miei cari, in pratica è insieme con i miei cari. Purtroppo io ho fatto la collaboratrice scolastica e l'ho avuta per i 3 anni, anche i fratelli. Una grande ragazza, guarda. Che bambina era Giulia? No, era una ragazza con tanta allegria. Aiutava gli altri, anche i ragazzini che avevano difficoltà. Era sempre disponibile, sorridente, una brava ragazza, guarda. È un peccato che abbia fatto questa fine proprio. Non riesco a capire quel mostro, cosa gli sia passato per la testa. Lei la conosceva Giulia? La famiglia, forse ho intravisto lei, però il papà e la mamma sì, la mamma è là. Ah sì. No. Però ho voluto salutarla oggi. Sempre, sì, quando vengo. Da giovane donna hai paura? Sì, cioè, perché comunque tutti i figli, cioè lei si è fidato di una persona, no, il suo ragazzo, poi è finita così, quindi ti fa capire quanto poco alla fine conosci una persona. Quindi sì, da stare attente, ma tutti, anche i ragazzi comunque. Ti ha fatto effetto vedere la tomba? Sì, non pensavo, è un brutto vederlo. E cambiamo argomento, il sondaggio che vogliamo proporvi noi oggi, sondaggio che, il cui esito lo potrete vedere nel corso della nostra trasmissione Ring di questa sera. Il sondaggio riguarda Casa Pound che sfila a Bologna, scontri tra antagonisti e polizia. Il sindaco parla di una manifestazione di camicie nere, la destra grida alle zecche rosse, Matteo Salvini propone di chiudere i centri sociali occupati dai comunisti. Il clima politico è sempre più teso in vista delle elezioni in Emilia-Romagna. Non so se riusciamo a far vedere il sondaggio di oggi, eccolo qui, lo vedete qui. Salvini, chiudere i centri sociali secondo voi è giusto? Se volete rispondere sì, lo vedete in verde 0422 16 26 691, se invece volete rispondere no in rosso 0422 16 26 690. L'esito di questo sondaggio, come vi ho detto nel corso della nostra trasmissione di questa sera a partire dalle 21 Ring. Ed ora continuiamo con la cronaca. È un veneto, l'escursionista trovato morto in Valle Aurina. Si tratta di Romano John, 76 anni, di Noale, in provincia di Venezia. L'uomo non aveva fatto rientro dopo una gita nelle zone del lago della Selva. Già in serata erano partiti gli uomini del soccorso alpino e l'elisoccorso per cercare l'uomo, però senza esito. Questa mattina le ricerche sono riprese in una zona limitata grazie alla localizzazione del cellulare dell'uomo. Poco dopo la salma è stata rinvenuta e recuperata.
E sempre escursionisti che sono però stati tratti in salvo, avevano preso il sentiero sbagliato, perdendo l'orientamento, ma grazie al cellulare sono stati tutti tratti in salvo e si tratta di 2 escursionisti originari di Verona. Salvataggio nella tarda serata di domenica da parte del soccorso alpino nel territorio di Taipana. Un allarme è rientrato intorno alle 22 di domenica 10 novembre quando le squadre dei soccorritori hanno riportato a valle i 2 escursionisti che si erano persi sul sentiero CAI 742. I 2, un uomo e una donna di 37 anni, originari di Verona, avevano perso il senso dell'orientamento mentre passavano da Monte Maggiore a Punta Maggiore. L'allarme era stato lanciato dagli stessi alle 16, chiamando il numero unico di emergenza 112 quando si sono resi conto di aver smarrito il sentiero. In pratica la coppia, una volta arrivata alla cima del monte, è scesa sul versante sbagliato, rendendo complicate anche le operazioni di soccorso. Le squadre alpine sono state però aiutate dal segnale del cellulare di uno dei 2, visto che quello dell'altro era andato perso durante l'uscita, e hanno individuato i dispersi tra il Rio Nero e il confine con la Slovenia a 1000 metri circa di quota. Una volta agganciati con il segnale, i soccorritori hanno detto agli escursionisti di non muoversi e di non usare il cellulare per non scaricarlo. Un compito arduo, agevolato da una pista segnalata dal sindaco di Taipana. Gli operatori sono riusciti ad arrivare fino a 800 metri con il fuoristrada per poi raggiungere i 2 malcapitati percorrendo qualche vecchia pista nera. Una volta raggiunti, da lì è iniziata la discesa a valle con le torce frontali a piedi. Tramite un'ulteriore traccia nera di rientro, gli escursionisti veneti e le squadre di soccorso hanno fatto rientro, chiudendo nel migliore dei modi un'operazione di recupero decisamente non semplice. Notte da incubo per le razzie dei ladri in provincia di Treviso, nel mirino soprattutto Valdobbiadene, con i ladri mortalati dalle telecamere e in una Marca sempre più assediata e boom di richieste per realizzare nelle proprie abitazioni le cosiddette camere di sicurezza, stanze blindate dove rifugiarsi se i banditi entrano in casa. Molti cittadini in questo momento stanno cercando delle soluzioni fai da te di mettersi in sicurezza nelle proprie abitazioni. Mi spiego, stanno realizzando proprio chi ha la possibilità naturalmente, delle stanze di sicurezza interna, in modo che se dovessero arrivare dei ladri e sentire dei rumori si chiudono dentro e la stanza si può aprire solo dall'interno e non dall'esterno. Veri e propri bunker antiladri. Negli Stati Uniti si chiamano panic room e sono diffuse da almeno 20 anni, tanto da essere state protagoniste di un famoso thriller con Jodie Foster nel 2002. Camere o stanze di sicurezza blindate da ricavare nelle abitazioni e dove rifugiarsi in caso di intrusione di malviventi. Come dire, una cassaforte gigante dove mettere in salvo non solo denaro o preziosi, ma anche se stessi. Perché la paura ormai non è più soltanto quella di venire derubati o rapinati. Di fronte alla spregiudicatezza dei banditi, sempre meno preoccupati di trovare gli inquilini in casa durante le razzie e capaci, come raccontato in queste settimane, di affrontare le vittime dicendo «fateci lavorare o peggio per voi», c'è l'incubo della violenza che si può subire. L'ultima frontiera della difesa contro i ladri prende piede anche nella Marca, martoriata dai colpi nelle abitazioni, uno stillicidio che non si ferma. Ultimi raid in ordine di tempo a Oderzo, un'abitazione di via Pigozzi con gioielli e denaro spariti, e soprattutto a Valdobbiadene, nel mirino diverse abitazioni, come testimoniano le immagini delle telecamere di sorveglianza delle case che hanno catturato i malviventi in azione. Particolarmente colpite la località Ron e San Vito, razzie tra via San Floriano, via dei Berti e via Val, dove sono stati visti 3 uomini incappucciati e armati di coltello. Armati, quindi pericolosi. Ecco allora il vice sindaco che a Vittorio Veneto, solo uno dei tanti comuni colpiti dall'assalto dei predoni, racconta di richieste in aumento esponenziale per le camere di sicurezza. Se questo era un caso isolato che succedeva magari una volta ogni 1000 richieste edilizie, adesso è un fenomeno che sta aumentando e che dà anche proprio un chiaro segnale di quanto i cittadini si sentano non più al sicuro all'interno della propria abitazione. È un tema che adesso stiamo affrontando, perché dal punto di vista molto banalmente edilizio non è di facile normativa, perché in questo momento non c'è una stanza di sicurezza. Come viene normata una stanza di sicurezza in un'abitazione privata? Già, perché il problema è duplice. Da una parte i costi consistenti, anche se sicurezza e serenità sono esigenze per le quali molti sono ormai disposti a spendere quello che possono. Dall'altro un problema di normativa che però per gli amministratori va affrontato concretamente.
ripeto, è un ulteriore campanello d'allarme che va tenuto in attenzione e su cui le normative sono in estremo ritardo, perché anche per una cosa così banale noi magari ci vediamo costretti a negare un permesso o un'autorizzazione perché non ci sono degli strumenti a monte per poterlo fare. Però come dire, è un tema nuovo e che sta venendo avanti soprattutto nella nostra zona. Ed ora torniamo dalla nostra Vanessa Banzatto, a cui avevamo tolto la linea per poter seguire la cerimonia di un anno della scomparsa di Giulia Cecchettin, per tornare a parlare della comunità davvero sotto shock per la morte di questa giovane donna, Katy Lanzarini. Vanessa, a te la linea. Sì, grazie Daniela. Sì, infatti, ecco, come mi ricollego a quello che dicevo poco fa, la morte di Katy Lanzarini, questa imprenditrice di 34 anni che lavorava all'interno dello storico salumificio di famiglia, ha davvero scosso l'intera comunità e tra l'altro nel pomeriggio si terranno i funerali proprio nella chiesa qui a San Lazzaro, dove ci troviamo. Ma io chiedo alla regia se può mandare in onda il servizio in cui si ricostruisce un po' quello che è successo quel terribile sabato pomeriggio. Un'intera comunità sotto shock per la scomparsa di Katy Lanzarini, trovata sabato pomeriggio senza vita dal marito dopo aver accusato un malore nel giardino della sua abitazione di via San Rocco in quartiere San Lazzaro a Bassano, proprio vicino allo storico salumificio di famiglia dove lavorava assieme al fratello Gianni. La donna, 34 anni, avrebbe perso conoscenza, sarebbe caduta nel laghetto del giardino di casa e per lei non c'è stato nulla da fare. Sul posto i sanitari del SUEM 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso di Lanzarini e i carabinieri che hanno visionato le immagini delle telecamere della videosorveglianza interna per ricostruire la dinamica della tragedia, per escludere qualsiasi coinvolgimento di terze persone. Katy Lanzarini era molto conosciuta non solo a San Lazzaro dove viveva e lavorava, ma nell'intera città. Anche il sindaco Nicola Finco ha inviato un messaggio di cordoglio alla famiglia dimostrando la vicinanza di tutta Bassano. Il funerale della 34enne si svolgerà oggi pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Lazzaro. Ecco Daniela, abbiamo provato a entrare all'interno del salumificio, ovviamente ci hanno risposto al citofono le pochissime persone che erano presenti, che preferiscono non rilasciare alcuna dichiarazione perché sono tanto davvero scossi da un dolore che non si può spiegare. Katy Lanzarini aveva portato una ventata di vitalità all'interno dello storico stabilimento che, lo ricordo, era partito nel 1961 come un semplice, tra virgolette semplice laboratorio, piccolo laboratorio in cui si lavoravano i salumi, per poi diventare un vero e proprio colosso conosciuto a livello nazionale e internazionale. Amava lo sport, era ben voluta da tutte le persone che la conoscevano. Tra l'altro chiedo cortesemente ad Andrea Benetti se può inquadrare le bandiere che proprio all'esterno dello stabilimento del salumificio sono state poste a mezz'asta in segno di rispetto e in segno di condivisione di un dolore enorme nei confronti della famiglia di Katy Lanzarini e come appunto è stato detto anche nel servizio trasmesso poco fa, alle 15 oggi pomeriggio nella chiesa qui a San Lazzaro ci sarà il funerale della 34enne morta sabato scorso. Daniela, da Bassano è tutto, ti ricedo la linea. Grazie davvero a Vanessa Banzatto, grazie a Andrea Benetti per questo contributo. Noi rimaniamo nel bassanese perché e ne avevamo parlato prima di furti, di continui furti un po' dappertutto in tutta la regione, scatenati nel fine settimana tra Bassano e il Marosticense. Ondata di furti nel bassanese, ma non solo. In questo fine settimana ladri scatenati, come detto, a Bassano, a Marostica, a Pianezza, a Colceresa, a Molvena e andando anche un po' più in là nella zona di Schio. Ladri, come detto, che hanno colpito soprattutto le abitazioni private anche a Marostica. Marostica che è stata finora risparmiata da quella che possiamo definire
finire l'ondata di microcriminalità che sta flagellando l'area della Pedemontana. Siamo in compagnia del sindaco di Marostica, Matteo Mozzo. Sindaco, finora tutto bene, però in questo fine settimana che cosa è successo a Marostica? Sì, fine settimana un po' più movimentato, devo dire che sono arrivate alcune segnalazioni anche via social di fatto nell'area del quartiere San Benedetto. Questa mattina ho sentito la caserma dei Carabinieri, la stazione di Marostica, sono stato informato che è già stata anche sporta una denuncia appunto di segnalazione di furto. Sui social ce ne sono state segnalate 2, adesso quindi attenderemo probabilmente anche un'altra segnalazione. Si sono spostati poi nell'area di Pianezza e Colceresa, ai laterali della via principale, quindi direi che proprio hanno preso come fascia tutto l'asse pedemontano da Bassano andando appunto verso Schio Tiene. Ladri che in questo periodo, insomma, storicamente fanno segnare un'impennata di quella che è la loro attività criminale. Che cosa si può fare, che cosa si deve fare per la sicurezza del territorio? Beh, allora innanzitutto diciamo che adesso si avvicina il periodo caldo, quello anche tutto il mese delle feste di Natale è di fatto uno dei periodi maggiormente attenzionati dell'anno anche dalle forze dell'ordine. Quello che possiamo fare come comune lo stiamo facendo, nel senso che l'illuminazione pubblica di fatto nel comune di Marostica non è mai stata spenta dal 2020, nemmeno nel momento di maggior picco dell'energia, grazie a alcune gestioni che avevamo interne. Non abbiamo mai lesinato in quelli che sono gli investimenti per la sicurezza legata all'implementazione della videosorveglianza. Tra l'altro adesso stiamo anche facendo una nuova progettazione con un bando che uscirà ciclicamente poi il prossimo anno per poter attingere ulteriori risorse per andare a migliorare quella che è già la resa della videosorveglianza presente. Abbiamo sicuramente bisogno dell'aiuto dei cittadini. Il miglior modo per contrastare di fatto questo tipologia di delinquenza è quello di non girarsi dall'altra parte. Ci deve essere sempre maggior collaborazione tra istituzioni e cittadini, ma soprattutto tra gli stessi cittadini con i vicini di casa e anche con le persone che magari si sa che hanno una certa età oppure con dei disagi familiari. Bisogna essere sempre più vigili, soprattutto guardare con attenzione al prossimo. Si può parlare anche di ronde a Marostica? No, in questo momento no. Abbiamo avviato con la prefettura da circa 6 mesi la progettazione per il controllo vicinato. È già stato fatto un incontro nel mese di giugno con tutti i comitati di quartiere, innanzitutto i più grossi. Adesso dovremo andare ad attivarli, però in questo momento le ronde direi che non servono nemmeno a Marostica. E torniamo a parlare ancora di Giulia Cecchettin, perché la nostra Ilaria Marchiori è andata proprio a Fossò, dove è stata uccisa la studentessa veneziana. Ilaria, buongiorno. Sì, eccoci qui Daniela, ci siamo spostati da Vigonovo a Fossò, proprio sul punto in cui Filippo Turetta quella notte inseguì Giulia, che era riuscita a scappare dall'auto e aveva iniziato a correre per fuggire, ma lui, come abbiamo visto anche nelle ultime settimane in quelle immagini che furono riprese dalle telecamere di videosorveglianza dell'azienda qui di fronte, la spinse per terra, la fece cadere e poi qui iniziò con tutte le coltellate, le 75 coltellate che uccisero Giulia. Oggi, a distanza di un anno, qui vediamo tante rose, ci sono solamente rose per ricordare Giulia. C'è il mazzo di rose bianche che vediamo è stato lasciato dal comune di Fossò, e qui si legge contro la violenza sulle donne, e vediamo anche comune di Fossò. Poi qui si vedono delle rose coloratissime fatte di lana, lasciate dall'associazione Riviera Donna, associazione contro la violenza sulle donne, un'altra rosa delicatissima di colore rosa, e poi ancora un mazzo di rose rosa con la fotografia
di Giulia. Giulia sempre sorridente, come l'abbiamo vista in tutte le immagini che abbiamo pubblicato. E poi qui si legge un messaggio: il tuo sorriso, il regalo più bello, il tuo amore, un messaggio per il mondo. Giulia Cecchettin, di anni 22. E poi ovviamente qui c'è ancora la targhetta che fu messa nei mesi precedenti con scritto: ciò che l'occhio ha visto, il cuore non dimentica, in ricordo di Giulia Cecchettin, 11 novembre 2023. Ecco, adesso vedete c'è un'altra persona che sta portando qui dei fiori proprio in ricordo di Giulia. Lei ha deciso di venire qui per lasciare anche lei un mazzo. Sì, per Giulia, cara, per Giulia. Ragazze, state attente. Ciao. Perché lei ha deciso di venire qui e non a Vigonovo, davanti alla casa? Perché io lavoro qui in zona industriale. Aspetti, lavoro qui in zona industriale e quindi sento, insomma, di venire qui, ecco. Senta signora, poi la lascio tranquilla. Lei ha lanciato un messaggio forte: ragazze, state attente. Secondo lei qualcosa da un anno fa, quando Giulia è stata uccisa da Filippo Turetta, è cambiato oppure no? Se guardiamo il telegiornale non molto, però io spero che su tante qualcuna capisca, e anche i ragazzi capiscono cosa è giusto, perché la vita è bella e bisogna vivere. Grazie. Ecco, questo è un messaggio importante, un messaggio toccante che è stato lasciato da questa signora che è venuta qui per appendere questo mazzo di fiori proprio per Giulia. Dentro c'è anche un bigliettino, ma ovviamente noi non lo apriremo perché immagino sia, signora, il suo messaggio personale per Giulia. Si sente di dire qualcosa anche alla sua famiglia, al papagino, se la sente? Vicino, sono persone meravigliose, brave, quelle che stanno facendo, li aiuteremo. Grazie. La ringrazio signora. Ecco, io su queste parole, ma anche sull'appello che è stato fatto da questa signora, ma che viene fatto continuamente, trasversalmente, a 360 gradi ormai nell'ultimo anno, ma anche prima. Grazie signora, grazie. Alle ragazze, state attente, denunciate e non abbiate paura. Qui da Fossò è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Ilaria Marchiori, un messaggio importante lanciato anche dall'Università di Giulia Cecchettin, quella di non girarsi dall'altra parte, quella di parlare, quella di rivolgersi, di chiedere aiuto, perché queste cose davvero non accadano più purtroppo, però si registrano sempre casi di violenza e ci sono ancora, sempre a Padova, 2 casi di violenza di genere denunciati dai carabinieri di Padova. Sentiamo. Sono 2 le denunce fatte dai carabinieri di Padova per reati legati alla violenza di genere nelle ultime 24 ore. I militari di Selvazzano hanno denunciato un 22enne tunisino residente a Mestrino, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia. La richiesta di aiuto al 112 è stata fatta dalla sua compagna, la quale ha riferito di essere stata picchiata e minacciata al culmine di una lite scaturita per futili motivi. Oltre a essere stato denunciato per maltrattamenti, nei suoi confronti è stata disposta la misura di allontanamento d'urgenza dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alle persone offese. A Padova invece i carabinieri della stazione radiomobile sono intervenuti in un appartamento sempre su richiesta della vittima, dove una donna ha riferito di aver avuto una lite con il marito e di essere stata colpita al volto. I militari lo hanno notato ubriaco, cosa che lo ha portato a inveire anche contro gli uomini dell'Arma. L'uomo è stato quindi denunciato per i reati di lesioni aggravate e rifiuto di fornire le proprie generalità. E lasciamo la cronaca per aprire la pagina sportiva, perché oggi Thomas Ceccon è a Vicenza, ospite d'onore alla Gran Galà del calcio triveneto. Il celebre nuotatore vicentino, medaglia d'oro nei 100 dorsi alle Olimpiadi di Parigi, è stato intervistato da Mirko Cavallini e Federico Civotto.
Buongiorno da Vicenza, il ridotto del Teatro Comunale ha ospitato questa mattina la 24esima edizione del Gran Galà del calcio veneto, con premi per i calciatori delle squadre della nostra regione, dalla Serie A fino alle categorie inferiori, compreso il calcio in femminile e il calcio a 5. Un premio anche all'ormai ex arbitro internazionale, il vicentino Daniele Orsato. Ospite d'onore di questa edizione il campione olimpico di Parigi 2024, Thomas Cecon, nato a Thiene e residente a Schio, ha vinto l'oro lo scorso agosto nei 100 d'orso e il bronzo nella staffetta. Thomas Cecon era tornato oggi da tanti giovani delle scuole, ha annunciato che passerà il prossimo anno in Australia per la preparazione. Praticamente la sua stagione agonistica è già finita, non parteciperà ai campionati italiani assoluti in programma questa settimana a Riccione, nemmeno ai mondiali in vasca corta previsti in Ungheria a dicembre. I giovani, dicevamo, Cecon è ancora molto giovane, tanti lo hanno ascoltato in sala, sentiamo le sue dichiarazioni a partire proprio dall'esempio che lui potrebbe dare. Spero di darlo soprattutto ai ragazzini. Ho avuto una storia che ho raccontato in parte no, qualcuno la sa meglio, qualcuno la sa meno. È una bella storia, spero che qualcuno insomma, che mi conosce, comunque che segue il mio percorso, prenda appunto un po' di spunto da quello che ho fatto io, perché è stato molto difficile, ma poi sono arrivato a quest'estate che ho raggiunto quello che volevo fare e diciamo che ce l'ho fatta. Sei appena arrivato dall'allenamento, prossimi traguardi, obiettivi? Non so ancora, adesso punto a stare a casa e ad allenarmi almeno fino a dicembre, poi c'è questa nuova esperienza che voglio fare, andare in Australia, spero si possa organizzare tutto, ci stiamo mettendo, quindi per adesso niente gare, solo allenamento. Non fai i mondiali indoor a Budapest? No, non penso. È sicuro? È sicuro, sì. È sicuro che non li farai? Sì. Come da confrontarsi con il mondo del calcio, ci sono dei valori che possono essere trasmessi nello stesso modo secondo te? Non lo so, è un mondo che non conosco proprio, non conosco neanche atleti, calciatori, non li conosco, quindi non ho modo neanche di confrontarmi su questo. Poi è uno sport completamente diverso dal nostro, lì è squadra, cioè calcio, siete due squadre, una contro l'altra, nel nuoto completamente diverso, quindi non so dirvi bene come funziona. Ci hai mai giocato? No. Sinceramente no, da ragazzino si gioca al parco così, però seriamente no, agonisticamente no. Non è una squadra, non fai il tifo, ma insomma una squadra per cui insomma in qualche modo simpatizzi? No, non riesco proprio a stare da parte a nessuno, non mi dà proprio nessuna emozione. Quindi sei mai andato in uno stadio? Ma no, invece sì, sono andato a vedere il Verona. Bene, avete sentito un campione oro olimpico a Parigi. Ora ci fermiamo però per una breve pausa pubblicità, poi torniamo in studio perché parleremo dell'autunno di prevenzione, parleremo di come soccorrere i bambini, quali le manovre da mettere in atto, e lo faremo. Prima della pubblicità vi presento subito gli ospiti che ho in studio, Simona Cardarelli, presidente provinciale della Croce Rossa, intanto buongiorno. Buongiorno. E Roberto Favas, vice sindaco di Spresiano, buongiorno. Buongiorno Daniele. Pubblicità Buongiorno. E torniamo subito in studio. Siamo tornati nuovamente in studio, l'avevo detto prima, parliamo di autunno di prevenzione, 4 appuntamenti, uno riguarderà i bambini e ne parleremo fra poco, però 4 appuntamenti importanti che insomma riguardano vari argomenti, dal tumore del polmone, ho visto, alle strategie per l'invecchiamento. Allora, intanto buongiorno a tutti e grazie dell'invito Daniela. Parlare di prevenzione penso sia ogni volta insomma, importante. Noi a Spresiano è da qualche anno che abbiamo strutturato un progetto proprio nel mese di autunno, che tradizionalmente nei mesi di autunno che tradizionalmente sono quelli in cui si parla di prevenzione in tanti campi. E cerchiamo di spaziare e di coinvolgere i cittadini su argomenti un po' diversi. Quest'anno abbiamo avuto l'onore di avere
per il primo incontro il primario di cardiologia, il dottor Cernetti, da noi in una serata in cui tante persone hanno dovuto assistere anche dall'esterno della sala perché era veramente strapiena. Lui poi, oltre alla sua grandissima professionalità, perché insomma ricordiamo che uno va a fare conferenze in giro per il mondo, ha anche un lato umano e una simpatia che poi è incredibile, e quindi è stata quella la prima serata. Poi abbiamo avuto il primario di geriatria, il dottor Andrea Rossi, con un titolo molto accattivante, Strategie per un invecchiamento di successo, e anche lì devo dire che la serata è stata simpatica, perché poi pensare da giovani come si può migliorare la nostra età avanzata, insomma è molto simpatico. Poi abbiamo avuto una serata più impegnativa parlando del tumore del polmone con uno psicologo, il dottor Lattini, e con il presidente di LILT che è il dottor Gava, e poi abbiamo l'ultima che chiude. E cambiamo completamente l'argomento, andremo a parlare di bambini, e qui abbiamo coinvolto il SUEM e abbiamo coinvolto la Croce Rossa per poter parlare di come si possono soccorrere i bambini, e quindi strategie, meccanismi di come si possono soccorrere i bambini. La ritengo importantissima perché proprio in questi giorni stiamo invitando le associazioni sportive, la scuola, perché purtroppo, ahimè, è cronaca di questi giorni anche il fatto che ci possiamo tutti trovare ogni giorno di fronte a dei bimbi che hanno qualche infortunio, qualche incidente, e avere il minimo di conoscenza per poterli soccorrere magari cambia le carte in tavola, gli salva la vita, e quindi io spero che anche questa serata sia... Ecco, purtroppo come diceva Roberto, abbiamo dovuto raccontare anche di fatti di cronaca che riguardavano proprio bimbi, malori, giovani, giovanissimi. È più difficile sicuramente, immagino, adottare delle strategie, delle manovre su bimbi, anche perché poi ovviamente a volte ci si blocca anche di fronte ad un bimbo. Certo, anche la parte emotiva fa insomma la sua parte importante. Sicuramente io ringrazio il Comune di Spresiano soprattutto per la possibilità di sensibilizzare su questo argomento. Sicuramente nel bambino diciamo che un arresto cardiocircolatorio non è così improvviso, ci sono varie caratteristiche, varie patologie che potrebbero comunque portare all'arresto cardiocircolatorio, ma soprattutto nei bambini, negli infanti comunque il primo è un arresto respiratorio, spesso dovuto proprio a mancanza di ossigeno per colpi estranei, e quindi pertanto queste manovre cosiddette salvavita sono manovre importanti che sempre più spesso ci chiedono anche nelle scuole, e quindi ecco perché ringrazio doppiamente il Comune di Spresiano per questa attenzione soprattutto sui bambini. Abbiamo avuto negli ultimi 3 anni una crescita incredibile da parte degli asili nido, le scuole materne, ma non solo per quello che riguarda le insegnanti sul bambino, sul lattante anche, perché molti asili nido partono veramente da 5-6 mesi, insomma, ma anche e soprattutto per la preparazione dei genitori. Quindi anche la formazione alla popolazione, in questo caso una popolazione, ma la richiesta fatta proprio dai genitori, da neomamme che chiedono appunto di poter capire, vuol dire che effettivamente c'è un'attenzione maggiore, e quale miglior momento di poter parlare di sensibilizzazione soprattutto per quello che riguarda i bambini. Ecco, lei diceva di solito insomma il soffocamento purtroppo è una delle cause un po' più frequenti, diciamo. I bambini mettono tutto in bocca di solito, come si dice, mani sempre in bocca, giochi sempre in bocca, quindi pertanto... Ecco, quali sono le manovre che di più voi insegnate ai genitori, che sono magari quelle forse magari più semplici, ma quelle che poi possono salvare la vita? Sì, ha detto benissimo, le più semplici, nel senso sono quelle di impatto, quelle che possiamo imparare a fare tutti. È chiaro che non ci si dilunga su quelle che sono le patologie che creano oppure che cosa può succedere, però è chiaro che una fame d'aria al genitore fa venire sempre in mente: oddio, adesso cosa faccio? Quindi ecco, le pacche sulla spalla, le famose pacche sulla spalla che vengono date, e anche ovviamente la compressione della cosiddetta manovra di Heimlich. Sui bambini è un po' più difficile, sui lattanti ancora meno, ci sono delle manovre di posizionamento diverso, ma l'effetto deve essere sempre quello di invitare a tossire, e lì dove non è possibile, perché ormai insomma il corpo è sceso abbastanza, quindi può creare un'ostruzione maggiore, è chiaro che la manovra è importante. Tutto è finalizzato a
tirar fuori quello che può essere stato il corpo estraneo, che può essere insomma andato giù in maniera tale da impedire quella che è la respirazione. In linea di massima è sempre quello: invitiamoli a tossire e lì dove non è possibile 5 pacche sulla spalla che hanno in mezzo alle scapole infrascapolari, e poi una manovra di Hamli che viene fatta all'altezza del duodeno con una posizione che si chiama solitamente, sembra quasi un cucchiaio di gelato, mano a C, pugno in mezzo e una compressione rotatoria all'altezza dello stomaco, perché stimola comunque il vomito. È chiaro che stimolare il vomito vuol dire insomma buttare fuori e quindi riprendere a respirare bene. Ecco, saranno delle lezioni teoriche e qualcosa anche di pratico per far vedere. Sì, certamente SUEM e Croce Rossa, che rappresentano insomma, per noi tutti l'immaginario del soccorso, faranno appunto anche con dei manichini, con dei bambini. Poi è molto incentrato anche sui piccoli, sui piccolissimi, no? Questa lezione, insomma, queste nozioni che ci verranno date. Poi ci saranno le nozioni teoriche e poi delle dimostrazioni appunto fatte con i manichini. Questo perché, come ci diceva anche Simona, c'è anche tanta richiesta da parte dei genitori di poter conoscere queste manovre, soprattutto insomma coppie giovanissime, perché ovviamente si parla di... Sì, effettivamente così, oggi viviamo tutti un po' sempre di corsa e magari questo è anche un po' un richiamo a fermarci, a perdere qualche minuto per pensare alle cose più importanti che ti possono succedere in qualsiasi momento della vita. E in generale il nostro autunno di prevenzione ha questa finalità, quella di pensare, guarda, sono 4 i simboli, no, che compongono il logo che abbiamo inventato, e sono il movimento fisico, che sono il cibo, quindi il simbolo del cibo, sono il controllo, quindi lo spettroscopio, che vuol dire controllare il proprio corpo, e sono il cuore, che vuol dire volersi bene e voler bene agli altri, insomma, ecco. Quindi ricordo che col dottor Cernetti lui disse che per avere intanto il titolo, che è volersi bene, voler bene al proprio cuore, è proprio simboleggiare, no, il fatto di sentirsi bene come persone. Però lui disse che perché il nostro cuore duri di più bisogna vivere in serenità, tranquillamente, e io ho aggiunto che bisogna anche prendersi cura degli altri e di noi stessi, in una società in cui ci prendiamo sempre meno cura, perché non è più legata a quella rete familiare, rete sociale, dove tutti si prendevano cura gli uni degli altri. È un po' questo anche l'obiettivo sociale di questo progetto, e poi nel caso dei bambini ancora di più, cioè quello di pensare a prendersi cura e non correre costantemente alla ricerca e alla frenesia di tutti i giorni, insomma. E la serata di giovedì prossimo è certamente un richiamo anche a questo: prendiamoci cura, e soprattutto dei più piccoli. E fra l'altro, insomma, mi pare che prima lo avessimo anche detto, tanta la gente che partecipa a questi incontri perché c'è voglia di sapere, voglia di capire, voglia di conoscere. Sì, questo ci ha dato tanta soddisfazione, perché un po' alla volta aver innescato questo meccanismo vuol dire che vedere le presenze vuol dire aver creato una mentalità anche che va verso quella direzione, che poi sia su un evento che viene organizzato dal comune o che sia per una situazione che vedono in qualsiasi altro ambito. Se uno è predisposto e ha un pochino aperto la sua mente ad essere attento a queste opportunità di conoscenza, questo è l'obiettivo, insomma, la soddisfazione di vedere presenze, che vuol dire che queste persone poi noi durante gli incontri lasciamo sempre anche della documentazione che uno si porta a casa, e non gli rimane una serata, non rimangono 2 ore che sono fine a se stesse, ma a casa poi un estratto di quello che è stato detto se lo può vedere tutti i giorni, una cartellina, insomma cerchiamo di fare anche le cose in maniera strutturata, che poi le persone abbiano da avere qualcosa, insomma, su cui riflettere anche dopo. Allora, noi ci fermiamo per pochissimi istanti di pubblicità, poi torniamo nuovamente a parlare proprio di questa lezione, di queste manovre che riguardano i bimbi.
Siamo tornati nuovamente in studio, siamo anche in chiusura di questa prima edizione, però prima di concludere volevo chiedere, insomma c'è stato un po' un aumento anche di malori, di minori? Assolutamente sì, sicuramente la richiesta così numerosa da parte della popolazione verso Croce Rossa ci ha fatto capire che effettivamente è in aumento, ma questo anche su dati di scala nazionale, quindi l'importanza di queste serate è proprio questa, saper fare, e quindi anche in queste serate la prova che viene fatta anche praticamente dalle persone che possono intervenire, di modo che il saper fare salva la vita. Consideriamo che dopo il terzo minuto probabilmente con tutte le rianimazioni possibili siamo già tra 3 e 5 minuti già con dei danni, si rianima con dei danni. L'intervento tempestivo è fondamentale. Esatto, assolutamente sì, l'obiettivo è proprio quello, intervenire tempestivamente e bene, quindi la pratica è importante ed è quella che noi eroghiamo solitamente insieme alle teorie. Si aspetta insomma tanta gente anche per questo incontro? Me lo auguro. Che se fosse insomma con buona affluenza potrebbe anche ripetersi. Beh, certamente, guarda, c'è già chi ci sta chiedendo eventi che abbiamo fatto gli scorsi anni di ripeterli, quindi poi ci sono talmente tanti argomenti che insomma la prevenzione... L'abbiamo fatta qui a San Biagio. Esattamente. E quindi insomma sì, mi auguro che i cittadini e non solo di Spresiano siano Quindi io presenti. chiudo ricordandovi questo appuntamento che è il 21 dell'11 alle 20:30 in sala Consigliera Spresiano, come soccorrere i bambini, uno degli appuntamenti di autunno di prevenzione. Con questo è davvero tutto, ringrazio i registi che ci hanno seguito fin qua, ringrazio Roberto Fava per essere stato con noi, grazie e Simona, a te, davvero Simona Cardarelli della Croce Rossa, grazie davvero e spero di averli in studio magari anche una delle prossime volte. Vi lascio alla pubblicità e ovviamente l'appuntamento alla prima edizione è domani, grazie, arrivederci.